Benvenuti, benvenuti. Allora parliamo anche quest'oggi di prodotti DOP e IGP, facciamo questo percorso in questo grande paniere, ecco, dei prodotti DOP IGP del Veneto che come sapete sono in cima alla classifica nazionale insieme con l'Emilia Romagna, ecco, per questa corsa, ecco, al prodotto di eccellenza. Noi quest'oggi, ovviamente, visto che siamo in giugno, non potevamo non ospitare la pesca di Verona IGP, grande prodotto storico. Con noi, lo vedete, c'è Fausto Bertaiola, che è il presidente del consorzio della pesca di Verona IGP e che è anche peraltro presidente di Confcooperative Verona. Allora un prodotto storico, un prodotto importante per Verona, presidente. Beh, la pesca, la coltivazione della pesca e della nettarina è stato uno dei pilastri, se vogliamo, della frutticoltura veronese a partire da oltre 100, ma direi 50, forse 100 anni. È stata forse la prima coltivazione che si è sviluppata e ha creato un grandissimo indotto e un grandissimo interesse in questi anni. Negli ultimi anni purtroppo abbiamo un po' assistito alla fase calante su questa coltivazione. Ecco, ne parleremo subito. Ecco, diciamo che però Verona è un grande polo per la frutticoltura, lo ricordiamo, ecco. Allora, vediamo la scheda, come d'abitudine, della pesca di Verona IGP e poi immediatamente torniamo qui per discutere. Prego, regia. Già Plinio il Vecchio, in epoca romana, riferiva della pesca di Verona nelle sue opere, a testimoniare l'origine antica di questo frutto. Andrea Mantegna, nel 1400, la raffigura poi all'interno della Basilica di San Zeno a Verona. La coltivazione irrigua si sviluppa però a partire dal 1700 e già alla fine del secolo successivo la produzione e le superfici dedicate a questi frutteti risultavano rilevanti, tanto che nel 1934 il quotidiano L'Arena di Verona, in occasione della mostra locale di pesche, riportava lo slogan utilizzato: "Mangiate le squisite pesche di Verona". La pesca di Verona IGP appartiene alla specie Persica vulgaris Miller. La sua coltivazione può essere condotta con metodo convenzionale, biologico o integrato. Sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento definite a vaso basso veronese e a Y trasversale. È raccomandata la potatura verde ed è obbligatorio il diradamento e la raccolta manuale dei frutti. Raccolta che avviene dal 10 giugno al 20 settembre. La pesca di Verona IGP ha calibro minimo di 61 mm per le cultivar precoci e 67 mm per le cultivar medie e tardive. Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia pesca di Verona IGP nella varietà a polpa bianca, a polpa gialla e nettarina a polpa gialla. Viene commercializzato da giugno a settembre in appositi vassoi sigillati con film plastico, in cestini da 1-2 kg oppure in plateau. Il colore della pesca di Verona IGP è intenso e brillante. La polpa è consistente e succosa. Il sapore è dolce e caratteristico. Oltre che consumata fresca, è ideale per la preparazione di dolci, gelati o confetture. Può essere anche conservata con acqua e zucchero per ottenere le cosiddette pesche sciroppate. Questi allora sono i numeri, le caratteristiche, le peculiarità della pesca di Verona IGP. Magari, visto che abbiamo soltanto visto e comunque sentito, ecco, il commento, quali sono, come posso dire, qual è la qualità che identifica meglio, ecco, questa pesca, Presidente? Ma la pesca di Verona sostanzialmente è stata individuata in sede di redazione del disciplinare. Sostanzialmente si tratta di portare su un mercato un prodotto che abbia un grado di maturazione più adeguato, oltre naturalmente a rispettare tutti gli altri parametri che identificano il frutto come qualità superiore sostanzialmente. Quindi questo dopo alla fine va a identificare un frutto che
dà maggior soddisfazione sicuramente al consumatore. Ecco, un prodotto che, come abbiamo detto prima, e anche nella scheda ce l'ha ricordato, è storico, quindi voglio dire, si parte addirittura da Plinio il Vecchio, ma ovviamente poi negli anni ha trovato una sua caratterizzazione locale importante ed è un prodotto che, come posso dire, è sempre stato sulle mense dei veronesi e di tutta l'area padana. Beh sì, la pesca è un po', o quantomeno lo è stata fino a qualche anno fa, la regina, diciamo così, della frutta estiva sostanzialmente. La pesca era il frutto probabilmente più consumato. Oggi naturalmente sono cambiate le mode, le tendenze, ma soprattutto è cambiata l'offerta anche dell'ortofrutta nel paniere del consumatore e quindi magari, diciamo così, anche i consumi di pesca di questo particolare frutto ne hanno un po' risentito. Però abbiamo dei problemi, mi diceva, ci sono dei problemi adesso. Beh, la coltivazione della pesca, l'ho accennato prima, in questi anni ha vissuto e sta vivendo tuttora una fase di decrescita, di inflazione, partita, diciamo così, dai primi anni 2000, motivazione oltre a problemi, diciamo così, strutturali dovuti a problemi di mercato, la globalizzazione, l'aumento di competitor, ma in particolar modo sono state da un lato la comparsa di nuove fitopatie, in particolar modo le cosiddette fitopatie aliene, no? Tra tutti la sciarca, quindi questo virus che nel veronese ha cominciato a diffondersi negli anni 90, ma soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, c'è stata l'invasione della cimice asiatica che effettivamente, soprattutto nel 2019, ha portato via gran parte del raccolto. E anche il meteo però, anche il meteo non ha aiutato, vero? Sì, e dopo infatti dicevo, a questo si è aggiunto, dulcis in fondo, anche il problema delle calamità naturali, insomma, tra eventi di gelate tardive, grandinate. Quest'anno, per esempio, io credo nei miei anni di esperienza o comunque come testimone sul territorio di questa cosa, non ricordo un'annata di questo tipo dove le brinate, le gelate tardive che si sono avute nel territorio in quest'anno verso fine marzo, i primi di aprile, hanno portato via probabilmente oltre il 70% del prodotto. Ci sono appezzamenti che non hanno un frutto nemmeno per mangiare. Allora, grazie Presidente, complimenti alla Pesca di Verona IGP. Noi con questo nostro programma di Veneto Agricoltura Channel torneremo la settimana prossima. Il saluto da tutti a tutti e da Mimmo Vita, arrivederci.